Ma quindi perché vi accusano di essere la giunta delle tasse? Ma questo qui è un refrain che probabilmente, non lo so, sono messi in testa, dovranno cercare Sono messi in testa. uno slogan per determinate situazioni. E ci si è stati accusati, che non è un'accusa, avere 14 milioni di euro di disavanzo, che guarda caso corrisponde a quello che loro l'ultimo anno avevano su questo. No, ma io torneremo a spiegarlo 1000 volte, però c'è chi il sordo che non può sentire, e allora forse si crede di pescare voti continuando a inculcare, guarda che ti hanno aumentato la Tari, certo che hanno aumentato la Tari, ma in questa percentuale, ed è un aumento che l'avrebbero fatto anche loro, le cose. Diciamo le cose come stanno. Ecco, perché le sta Loris Diciamo Michelini le cose come stanno. e dirà Allora, la sua e va avanti su quella. C'è l'aumento dell'addizionale IRPEF che abbiamo sempre detto, da 4 milioni e mezzo siamo passati a 12 milioni, 8 milioni e 4 in più. Ripeto, 8 milioni. Cioè lei dice che non era un aumento che avreste fatto anche voi? Allora, se si tratta di raddoppiare, già lì, ma è stata triplicata. No, quindi voi tornaste al governo nel 2028, toglierete la tassa di soggiorno. Voi toglierete la tassa di soggiorno e abbasserete l'addizionale IRPEF. Come fai a promettere cose a 3 anni di distanza da quando andiamo lì? Perché bisogna vedere come spendono questi soldi. Noi siamo il governo delle tasse, voi toglierete la tassa di soggiorno, nel 2028 votate per me perché toglieremo la tassa di soggiorno. Andiamo sulla Tari. La Tari, è vero, ha avuto un aumento per quanto riguarda sia l'inflazione, quindi i costi di conferimento, sia anche diciamo la gestione complessiva. E questo sicuramente rimane il fatto che abbiamo avuto un aumento del 4%. Io l'accetto. La domanda è questa: se il 4% è troppo, quale sarebbe stata una percentuale onestamente corretta da accettare per un aumento? Io volevo solo capire questo, perché io non me ne intendo. Ma io credo, e chiedo, quando non so chiedo. Credo che sia, almeno da quello che ho capito dai numeri e dall'esposizione che ha fatto il Presidente della NET, credo che sia una cosa ragionevole. Ecco. Non intervenendo in comune ulteriormente, non puoi fare altro. Una cosa ragionevole. La domanda che ti ha fatto è: l'aumento che avreste fatto voi è quello? No, ti ripeto, io avrei... non sto capendo. Allora, fermo restando il 4% per le utenze, diciamo, non domestiche, li avrei ridotto questo 4% inserendo un'agevolazione a quelle utenze... Quindi sarebbe rimasto il 4% però con all'interno delle altre agevolazioni? Se io vado ad inserire dei fondi, riduco la percentuale di aumento.